7 nel numero di questa settimana. Sanità, la situazione è sempre più critica. E intanto è guerra fra poveri. Sindacato, Landini della CGIL a Catanzaro. Il governo riparta dal sud. Welfare, 155 famiglie fragili in Calabria firmano il manifesto della disperazione. Università della Calabria, si è insediato il nuovo rettore, il primo ad essersi laureato nell'Ateneo calabrese. Ben ritrovati sul 10, perché se è vero che siete sul 10, questo è il canale dell'informazione TEN e noi come ogni settimana arriviamo con quello che è l'approfondimento dei fatti principali accaduti in Calabria, quelli che hanno segnato un po' la scena politica soprattutto, ma quella che è inerente poi ai temi che trattiamo, che sono sanità, lavoro, welfare, ma anche occupazione più in generale e soprattutto anche le infrastrutture. Trattiamo i temi che possono permettere a voi cittadini, a noi ovviamente cittadini calabresi, di capire in che direzione stiamo andando. In generale però per quello che riguarda la situazione nazionale, da una parte, quindi Roma, ma a specchio anche ciò che accade in Calabria in previsione di quelle che saranno le prossime tornate elettorali e in particolare il rinnovo del Consiglio della Giunta regionale della Calabria, sembra che si stia assistendo, purtroppo inermi noi, assistiamo a questa sorta di partita immaginaria di risico, dove si provano a difendere i territori, addirittura a conquistare degli altri e c'è chi attacca, c'è chi controattacca, c'è chi invece gioca in difesa in attesa che possa arrivare la benedizione dal partito di turno nazionale che possa scandire il proprio sì nei confronti dell'una o dell'altra candidatura. Questi sono giorni febbrili, ma nel frattempo, mentre noi attendiamo di conoscere quello che sarà il futuro della prossima tornata elettorale, la data, ma soprattutto i candidati, in Calabria si continua a soffrire. Si continua a soffrire per mille motivi, ma uno dei temi più caldi è ovviamente la sanità. Noi partiamo, come l'avete visto nei titoli in testa a questa edizione, parlando per l'appunto ai noi di sanità ed è veramente una guerra incredibile. Vi lanciamo i primi 3 servizi. Questa era la disperazione di una dipendente precaria in servizio nell'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro. È il momento massimo della protesta che si è registrata questa mattina. Rabbia, disperazione, sconforto. C'è stata anche la minaccia dello sciopero, della fame e della sete. Poi sono arrivate le dimissioni del reggente dell'azienda e nel tardo pomeriggio la fumata bianca, e cioè la proroga fino al prossimo 31 dicembre. La soluzione individuata nel corso di una riunione a cui hanno partecipato una delegazione di precari insieme ai rappresentanti sindacali e al commissario Cotticelli. Fra gli altri era presente anche il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. Dopo aver ottenuto la garanzia della proroga, i precari hanno deciso di togliere l'occupazione della direzione aziendale. Al momento il lungo filo della disperazione disegna questo finale, ma è chiaro che molto ancora dovrà essere detto e scritto, perché questo era l'obiettivo minimo che si erano prefissati i lavoratori. La partita vera, forse, comincia adesso. Alla fine è successo quello che temevamo, ossia è scoppiata la guerra tra OS, quelli con contratto scaduto e quelli invece idonei dopo aver partecipato ad un concorso e in attesa che vengano prese in considerazione le graduatorie. Era inevitabile che prima o poi si arrivasse allo scontro e alle rivendicazioni, perché la coperta della sanità calabrese è molto corta e tirando un po' qui, un po' là, si finisce per scoprire qualcuno che invece avrebbe diritto perlomeno ad essere trattato con attenzione e rispetto.
Gli idonei inseriti nelle graduatorie, invece, si sentono presi in giro. Gli ultimi accadimenti hanno inasprito il rapporto con il commissario Cotticelli, reo, secondo loro, di averli illusi e scaricati. Come mai fino a qualche settimana fa, fino a qualche giorno fa, non c'era la copertura di questi posti, non era legale e incostituzionale la tenuta in servizio di queste persone precarie e ieri, come una magia, lui ha dichiarato che ha trovato la toppa fino al 31 dicembre e poi troveranno anche il modo di stabilizzarli. Ieri mio figlio, che ha 11 anni, mi ha detto: papà, sa questa vicenda mia, la rincorsa di questo posto di lavoro dopo essere stato idoneo ad un concorso regolare, mi ha detto: papà, ma anche tu allora, se vuoi il posto di lavoro, devi andare là, cospargerti di benzina con l'accendino e vedi che così risolviamo i nostri problemi. Purtroppo il futuro non sembra roseo, le manifestazioni continueranno ad oltranza, il clima è avvelenato e le promesse fatte in passato, anche davanti alle telecamere, pesano come macigni. L'ultima volta che siamo venuti qua ci ha rassicurato che tutto andrà, aveva mandato le PEC dove le dovevamo andare, che prima o poi si risolveva, che prima o poi ci chiamavano. Da un giorno all'altro questo qua cambia idea. Non ho capito perché c'è questo accanimento verso di noi. Anche noi abbiamo Anche noi abbiamo figli. Noi non vogliamo solo parole, ma vogliamo fatti. Noi di qua non ci muoviamo e quindi siamo in condizione di andare avanti. Noi vogliamo carte scritte, non vogliamo più parole, perché le parole volano al vento. Idonei da una parte, precari dall'altra, gli uni contro gli altri. Ma che sta succedendo nella sanità calabrese? Non che prima fosse una specie di Eden, ma in questo periodo in particolare non ci si raccapezza più. Non è possibile continuare ad assistere alla guerra tra poveri. Ma chi gestisce? Chi comanda? Chi decide? A guardare dentro ciò che accade, sembrerebbe che la sanità calabrese sia in regime di autogestione. I problemi sono tanti, ma a chi spetta il compito di risolverli? Spetterebbe per legge al commissario Cotticelli, ma questi ha gli strumenti necessari per intervenire? E chi lo sa, è dal giorno del suo insediamento che in Calabria si chiede l'intervento del ministro Speranza, ma ad oggi, eccezione fatta per la visita del presidente della regione e la consueta immancabile promessa di intervento tuttora inevasa, non è accaduto nulla. Viene quasi il dubbio che quest'area del paese non figuri nell'agenda del governo, eppure la Calabria è il fanalino di coda in tutte le graduatorie possibili e immaginabili, ma questo evidentemente non basta a stimolare l'interesse. Sono anni che tutti coloro i quali si sono succeduti al Ministero della Salute promettono di allineare il sistema sanitario calabrese con quello delle regioni più attrezzate. Già anni, ma solo di promesse inevase e aspettative deluse. Intanto i calabresi continuano ad emigrare, rimpinguando le casse delle regioni più ricche. Delle nostre difficoltà, evidentemente, non frega niente a nessuno. E anche sulla migrazione sanitaria ci sarebbe da aprire e lasciare aperta questa parentesi, perché è veramente disdicevole. Tantissime famiglie, tantissime persone, tantissimi spettatori che ovviamente comunicano con la nostra redazione si lamentano perché non hanno nemmeno la possibilità di potersi recare oltre il confine regionale per fare un semplice esame, banale esame, che a volte alle nostre latitudini è difficilissimo fare, soprattutto perché ci sono file lunghissime o addirittura macchinari non funzionanti. Ma io questa domanda, al di là del commissario Cotticelli, che sembra abbastanza in uno stato confusionale, la rivolgerei anche a tutta la delegazione parlamentare che ci rappresenta la Calabria e i calabresi a Roma, di qualsiasi schieramento politico essi siano, perché questa situazione, questa legge sulla sanità in Calabria non sta sortendo alcun effetto e noi corriamo sempre il rischio di avere più guai, soprattutto perché ce ne sono alcuni che puntualmente diventano irreparabili. Altro caso sulla sanità, perché se parliamo di primo soccorso esistono i mezzi di pronto soccorso, questi sono le autoambulanze e noi ci spostiamo nella zona, nel nuovo grande comune della Calabria che è Corigliano Rossano, dove le ambulanze in dotazione alle aziende sanitarie non funzionano, per cui bisogna rivolgersi ai più onerosi servizi offerti dai privati.
Ambulanze ferme e fatture non pagate, la situazione grave del 118 di Corigliano Rossano segnalata alla nostra redazione, in particolare il fermo dei mezzi di soccorso a causa della mancata manutenzione preoccupa il personale. Il rischio è che si fermino per strada, magari con il paziente a bordo, un vero e proprio incubo per i sanitari che hanno più volte comunicato, avvertito del pericolo i vertici dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. La soluzione si è trovata ed è quella di delegare il servizio alle ambulanze private con un costo di 700 euro al giorno. In 2 settimane si superano i 10.000 euro. La domanda degli operatori è: non sarebbe più economico far riparare le ambulanze in dotazione al nosocomio? Il buonsenso e un'oculata gestione delle risorse economiche indicherebbero questa strada, ma in sanità non è la ragionevolezza a definire la spesa. Si continuano ad accumulare debiti come quelli del carburante. Le stazioni di servizio hanno deciso lo scorso fine settimana di non erogare più la benzina per le ambulanze, visto che non sono state pagate. Sembra incredibile ed invece è tutto drammaticamente vero. Ci chiediamo, se lo chiedono quotidianamente gli addetti ai lavori, i soldi sprecati sono soldi pubblici, soldi di tutti i calabresi, e dunque andrebbero investiti in risorse umane, in macchinari, in qualità delle prestazioni, e invece non accade. Si preferisce alimentare i viaggi della speranza e far ricche le regioni del nord, si preferisce lasciare un comparto quale quello della sanità allo sbando. E questa è l'analisi finale rispetto a questo servizio, una sanità allo sbando, con tanti buoni professionisti in grado di poter aiutare tantissima gente, la popolazione di tutte e 5 le province, ma che a volte non hanno nemmeno i mezzi. Lo ripetiamo, l'abbiamo detto più volte, mancano circa 5.000 unità tra medici, infermieri, operatori sociosanitari e anche ausiliari per completare il quadro di quello che dovrebbe essere una sanità efficiente e funzionante. E poi ovviamente arriviamo al dunque, e anche sulle ambulanze, addirittura su quelle che possono essere le spese del carburante, siamo in arretrati e gravi difficoltà economiche. Chi controlla il controllore? Ma siccome siamo in tempi di proclami, il prossimo servizio riguarda la visita di un importante sindacato italiano. Infatti Landini è arrivato a Catanzaro della CGIL e ovviamente lancia il monito: il governo dovrà ripartire dal sud. Lavoro, investimenti, mezzogiorno e legalità, i temi dell'incontro promosso dalla CGIL a Catanzaro, dove ha partecipato anche il segretario generale Maurizio Landini, che ha ribadito la posizione del sindacato. Lo sblocco dei cantieri e far ripartire gli investimenti a partire dal mezzogiorno è uno degli elementi di fondo per non solo creare lavoro, ma per ridare una prospettiva al nostro Paese. E quello che noi stiamo chiedendo è che si attivino 4 tavoli molto precisi, uno appunto su investimenti, mezzogiorno e politiche industriali. Abbiamo avuto un primo incontro col Ministro del Mezzogiorno, ma pensiamo che sia necessario che si determini una cabina di regia, che i ministri e i ministeri tra di loro parlino, ambiente, politiche industriali, mezzogiorno, in modo che ci siano trasporti, in modo che ci siano scelte che vanno finalmente a spendere i soldi che sono previsti. Chiede dunque una cabina di regia per far ripartire il Paese. Il governo si è impegnato per l'aumento degli investimenti nel sud. Serve un progetto Paese, basta con gli annunci, è arrivato il momento di passare alla fase operativa. Si è impegnato ad aumentare gli investimenti e noi abbiamo chiesto e stiamo chiedendo che questo diventi un tema centrale. Abbiamo chiesto al Presidente Conte che si riapra un tavolo di trattativa con i sindacati, perché c'è da discutere non solo di quello che si fa in questa legge di stabilità, ma di che cosa si fa concretamente anche per i prossimi anni. Poi il segretario si sofferma sui temi più caldi alle nostre latitudini, il precariato e la sanità. Sulla questione degli LSU e del mercato del lavoro più in generale c'è un incontro fissato martedì col Ministro del Lavoro e in quella sede noi intendiamo affrontarlo, perché per quello che riguarda gli LSU c'è sia il problema di vedere come viene fatto il decreto, sia di proseguire sulla strada delle stabilizzazioni, delle assunzioni, e per chi non viene stabilizzato c'è la necessità di una proroga e quindi delle risorse che servono, e questo è un punto che viene discusso. È chiaro che per quello che riguarda la questione della sanità è un problema sicuramente anche locale, perché c'è il commissariamento da anni e non si esce a quella situazione, ma anche qui c'è un problema più generale, perché da un lato c'è un problema sicuramente anche di assunzioni di personale dentro
al funzionamento. Allo stesso tempo c'è bisogno però anche, come sappiamo tutti, di una vera lotta alla corruzione, di una vera lotta all'illegalità. Cioè, se non giriamo attorno al tema che uno dei problemi che abbiamo è che pezzi interi dell'economia reale sono controllati dalla malavita organizzata, quindi è chiaro che se si vuole affrontare un problema anche di rilancio e di sviluppo significa anche fare una battaglia e significa anche tagliare tutti i cordoni che la malavita ha con la politica e con le coperture anche politiche che ci sono state in questi anni. Messaggio chiaro, tagliare i cordoni che chi amministra, quindi la politica, può avere con la malavita organizzata. In questo caso da noi si chiama 'ndrangheta e opportunamente probabilmente lo Stato dovrebbe trovare delle misure perché ciò accada in maniera concreta. Intanto, visto che Landini è così sensibile nei confronti della Calabria, noi gli inviamo una cartolina perché riguarda la provincia di Cosenza, una delle più grandi della regione Calabria, perché c'è una situazione di crisi, ci sono gli stipendi dei dipendenti a rischio, ma anche tantissime spese manchevoli per i servizi di base, quindi quelli prioritari. Mancano circa 14 milioni di euro. Noi abbiamo i decreti in cui si dice che per quanto riguarda il 2018 lo Stato ci deve trasferire alle province 8.600.000 euro, per quanto riguarda il 2019 ci deve trasferire 6 milioni e rotti, per un totale di 14.600.000 euro. Il presidente Franco Iacucci snocciola i numeri che spiegano meglio di ogni altro intervento la crisi dell'ente provinciale di Cosenza. Un'isola felice fino a qualche tempo fa rispetto ad altri enti della regione, ma vicina al collasso per i mancati trasferimenti. In piazza, insieme a gran parte dei 380 dipendenti, i rappresentanti delle sigle sindacali che chiedono di restituire dignità alle province. Siamo profondamente preoccupati per la precarietà finanziaria di questo ente. Infatti sono a rischio gli stipendi dei lavoratori, gli stipendi di novembre, dicembre e tredicesima. Questo perché mancano i trasferimenti erariali dello Stato e della Regione. E non solo, va detto che dal 2019 la provincia di Cosenza non paga più le fatture a quelle imprese che hanno fornito dei servizi e delle forniture, quindi con grave danno al sistema economico cosentino, ma anche per quei lavoratori di queste imprese. Sono a rischio i prossimi stipendi dunque, ma anche i servizi che l'ente provinciale restituisce alla popolazione. Purtroppo ciclicamente questo problema si è posto perché a seguito della riforma del Rio lo svilimento e la difficoltà di tutte le province italiane ormai è comune. Noi siamo qui oggi per la provincia, per salvaguardare la nostra provincia che dà servizi importanti alla cittadinanza e che non ha le risorse necessarie per poterle attuare proprio. Quindi questa è la nostra manifestazione di oggi. Senza le risorse necessarie non solo non pagheranno gli stipendi, ma non faranno i servizi, non daranno quei servizi alla cittadinanza che i cittadini ignorano. I dipendenti, quelli in servizio da decine di anni, hanno visto diminuire poteri e forza della provincia e adesso temono per il proprio futuro. Adesso i cittadini non usufruiscono né di servizi e i dipendenti sono allo sbando perché siamo rimasti irrisori, sono poca gente che giriamo sui chilometri delle strade. Dall'altra parte della piazza, le bandiere e i manifesti che ricordano un altro caso spinoso, la Biblioteca Civica di Cosenza, 4 dipendenti, di cui uno vicino alla pensione, senza stipendio da quasi un anno. L'agonia silenziosa continua. E quindi io in realtà poi mi interrogo, perché anche in questo caso, apprezzando la protesta del presidente Iacucci della provincia, mi chiedo come mai, visto i trascorsi anche di vicinanza, non si rivolga direttamente al governatore della Calabria per i trasferimenti che proprio la regione deve all'ente provincia e soprattutto come mai non fa un'azione più incisiva rispetto alla delegazione di parlamentari, la ritiriamo in ballo, per i trasferimenti che ovviamente dovrebbero arrivare dallo Stato centrale. Ma comunque, parlando sempre di cose negative ai noi, passiamo al welfare, perché pensate che 155 famiglie che vengono definite fragili in Calabria per diversi motivi hanno firmato un manifesto, si chiama il Manifesto della Disperazione.
Eccolo il manifesto della disperazione, lo hanno firmato 155 famiglie fragili calabresi, ossia genitori di figli disabili, figli di anziani non autosufficienti, padri e madri di ragazzi con problemi di devianza. Sono gli invisibili che devono combattere anche con le difficoltà economiche, sempre più soli, sempre più emarginati. Insieme gridano aiuto e contestano le scelte della Regione Calabria sul welfare. Parlano di vite da incubo, eterni sconfitti senza speranza e senza futuro, costretti a subire quella che definiscono aggressione inspiegabile da parte della giunta regionale, che ancora non ha attuato, unica regione in Italia, la legge 23 del 2003, e bocciano il lavoro considerato inutile dell'assessore Angela Robbe, nonostante quest'ultima l'abbia definito traguardo storico. I firmatari del manifesto invece parlano di regolamento inaccettabile sia sul piano del diritto che nel merito, in quanto, è scritto testualmente, presume di riscrivere ciò che non le compete e riafferma la volontà di mantenere distanti il sistema sanitario da quello sociale, ovunque integrati. Disapprovano in maniera netta soprattutto la possibilità di un tempo determinato di permanenza delle persone bisognose nei servizi di assistenza scelti dal nucleo familiare. Le rette aumenteranno. Il timore è di finire tutti sul lastrico, di generare una guerra tra poveri. Resta la domanda girata alle istituzioni: a che serve? 155 famiglie attendono risposte. Pensate solo a una famiglia che ha già una ristretta capacità economica, magari monoreddito, magari nemmeno quello, con un disabile in famiglia che ha difficoltà all'accesso delle cure sanitarie, anche per la situazione di cui prima vi abbiamo parlato, relativamente quindi all'assistenza sanitaria. E questo è il quadro desolante di una regione che ha sempre bisogno più di concretezze, di fatti, di svolte anche epocali, perché è ora probabilmente di cambiare pagina. Nel frattempo passiamo ad un altro argomento, che è quello della produttività, perché la Regione Calabria ha emanato un bando di 8 milioni di euro per le competenze digitali. 8 milioni di euro è l'investimento della Regione nel campo delle competenze digitali, un percorso partito dalla Calabria, è stato sottolineato nel corso dell'incontro a Catanzaro, un progetto che ha l'obiettivo di rispondere alla domanda da parte delle imprese e della pubblica amministrazione in un settore capace di creare lavoro. Migliaia le domande presentate da parte dei giovani calabresi che hanno risposto al bando, un percorso formativo che coinvolgerà le università, gli organismi di formazione e le imprese operanti nei settori collegati alle figure professionali previste. Nei prossimi giorni, ha annunciato il presidente Oliverio, partirà per 1000 ragazzi la formazione, ma è già in programma un secondo bando. Il progetto è stato sottolineato nel corso della conferenza nella Sala Oro della cittadella regionale, sarà presentato il 13 e il 14 novembre a Napoli al Forum della pubblica amministrazione. Il bando, è stato precisato, rappresenta un messaggio di fiducia verso i giovani che vogliono restare nella nostra regione. I destinatari del progetto, in 2 step, inserito nel programma di azione e coesione 2014-2020, sono i disoccupati che non hanno compiuto i 36 anni con il titolo di istruzione secondaria. In un mondo che cambia, l'innovazione diventa strategica per la crescita collettiva e personale. Giunti al termine di questo viaggio, ennesimo viaggio nell'informazione settimanale, in quelli che poi sono stati gli argomenti salienti che hanno caratterizzato questo nostro fare informazione sul 10, ve lo ricordiamo, questa è TEN, vi lasciamo con un ultimo servizio, perché alcuni giorni fa si è insediato il nuovo magnifico rettore dell'Università della Calabria. Il flebile suono della campanellina ha sancito il passaggio ufficiale delle consegne all'Università della Calabria. Gino Mirocle Crisci lascia a Nicola Leone la guida dell'Ateneo. Il nuovo rettore, è la prima volta che accade, è stato studente dell'Unica, l'iscritto nel 1981. In tanti mi dicono che col fatto che uno studente dell'Unica diventi rettore, in qualche modo si realizza il sogno di Andreatta, no? Che diceva che l'università deve
creare la classe dirigente calabrese, quindi in questo modo diamo coronamento a questo sogno. Chiaramente questo mi riempie di ulteriore responsabilità, voglia di fare e fare bene. Il rettore uscente afferma di aver lasciato un ateneo in buona salute. Alcuni risultati importanti li abbiamo raggiunti, 2 soli vorrei citare. Uno è l'apertura al territorio, la famosa terza missione con i rapporti istituzionali anche con gli enti locali, cominciare dalla regione, è stato un grande successo. E anche l'unione dei rettori è stato un grande successo. Noi stiamo dimostrando che l'unione fa la forza. E poi il grosso iniziative che riguarda gli spin-off, cioè tutto quello che l'università può fare per dare origine ad aziende, ad attività per favorire finalmente i nostri laureati restino in Calabria. Niente cappello in mano con la politica e però tanta voglia di sinergie, questo è quello che dice il rettore appena insediatosi, che ha molti progetti. Sicuramente ci sarà una particolare attenzione alla didattica. Io penso che sia necessario avere una didattica che sia più al passo coi tempi. La società negli ultimi anni cambia rapidamente, anche la didattica universitaria deve essere in grado di stare al passo. Pensiamo e vogliamo rilanciare il campus, crediamo e puntiamo all'internazionalizzazione. Vogliamo proiettare la nostra università verso l'Europa e verso il mondo. E chiudiamo con una battuta. Sono un informatico, io penso che qualche passo in più di automazione i colleghi se l'aspettano, ma non diventeremo dei robot. 50 anni più 1, quindi 51 anni dopo la nascita dell'Università della Calabria, dell'Ateneo, che è nato sulle colline di Arcabacata, si insedia il primo laureato iscritto, quindi un laureato calabrese, o cittadino calabrese, uno studente calabrese che si è affermato nel mondo grazie alle ricerche e che quindi ora diventa il primo rettore. Quindi, come diceva lo stesso professor Nicola Leone, è il sogno di Andreatta, l'auspicio meglio di Andreatta, che fu il primo rettore di questo importantissimo Ateneo, che è la fabbrica culturale più importante che esiste in Calabria. Un saluto e un buon lavoro all'uscente professor Gino Mirocle Clisci e soprattutto l'auspicio di 6 anni di grandissimo lavoro e di grandi successi al professore Leone. Noi vi salutiamo e come ogni fine settimana vi auguriamo e vi consigliamo di frequentare quelli che sono i luoghi della cultura, a partire dai cinema, dai teatri, guardando le programmazioni, ma anche l'apertura dei musei, perché no, delle biblioteche o delle librerie in cui esistono delle proiezioni dei libri, così come quelle dei circoli della musica. Questa è TEN, il 10, il canale dell'informazione. Ci vediamo la prossima settimana.